Tra le conseguenze dei pazienti colpiti e poi guariti dal Covid vi sono anche problemi neurologici. Se ne è parlato nel corso dell'aperitivo scientifico organizzato per presentare i vari progetti di ricerca portati avanti dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Camillo degli Alberoni e Lido di Venezia. Quello sugli effetti del coronavirus è uno studio coordinato da Giorgio Arcara. Quello che spesso accade è persone che hanno avuto questa malattia in seguito sviluppano dei disturbi neurologici e noi come IRCS San Camillo stiamo aprendo un intero ambito di ricerca per cercare di capire meglio quali sono questi disturbi da un punto di vista neurologico, cognitivo e anche motorio e quali sono i migliori metodi per riabilitare. Sono ben una cinquantina i ricercatori in un'eccellenza assoluta, uno dei 3 istituti di ricerca accreditati dal Ministero della Salute in Veneto e uno dei 51 in tutta Italia. Molti sono giovani cervelli di ritorno in Italia, come racconta la storia di Rita Barresi, biologa e ricercatrice dell'Istituto Lagunare. Da biologa mi è piaciuto tornare in questo ambiente multidisciplinare perché c'era spazio per sviluppare una ricerca di tipo biologico nell'ambito di un ospedale che si occupa di neuroriabilitazione. Soddisfatto l'amministratore delegato del San Camillo Mario Bassano, istituto dal 2019 passato sotto l'egida della Congregazione delle Suore Mantegate di Pistoia. Tutti i nostri ricercatori, tutti giovani, per il 70% donne, e di questo ne siamo molto orgogliosi come IRCS San Camillo di Venezia, proprio per far conoscere alla comunità del Lido e a quanti sono interessati la nostra attività, quello che facciamo in termini di ricerca, di assistenza e di cura nei confronti dei pazienti che devono essere riabilitati e sono affetti da particolari patologie invalidanti.